Lunedì questa teca tornerà ad ospitare il defibrillatore, risultato fondamentale venerdì mattina per soccorrere una commerciante di Paderno di Ponzano. La donna, 50 anni, è all'interno del suo locale quando viene colta da malore. Il figlio si accorge della madreterra priva di sensi e corre verso la vicina farmacia chiedendo aiuto. Fortunatamente dalla scorsa estate lì è presente un defibrillatore donato al comune dalla stessa attività. Una delle dottoresse preleva dalla cassetta il dispositivo e raggiunge la donna. Le pratica il massaggio cardiaco e utilizza il defibrillatore. Sono minuti concitati. Nel frattempo arrivano anche i sanitari del SUEM che trasportano la cinquantenne al Caffoncello. Fondamentale in quella circostanza la presenza del macchinario, come spiega il titolare della farmacia Luca Mattighello, particolarmente sensibile alla tematica, avendo perso anni fa il papà proprio a causa di un infarto. Al giorno d'oggi è fondamentale, secondo me, avere all'interno del comune, quindi a livello per la popolazione, un apparecchio così importante per la salvaguardia della nostra vita. E la formazione è altresì importante. E noi come farmacia abbiamo i nostri ragazzi, le nostre farmaciste sono formate, ma è importante che anche il resto della popolazione venga informata e sia formata su questo. Tutte le frazioni di Ponzano sono dotate di defibrillatori donati dalle farmacie. Ora il comune è pronto ad un ulteriore passo. Già programmato vari incontri sul territorio appunto per il corretto utilizzo del defibrillatore. Faremo quanto prima questi interventi sul territorio che prevedono anche interventi e corsi di primo soccorso che avevamo fatto già molto tempo fa e che è bene riprendere a fronte anche di questa situazione. La farmacista, ancora provata da quanto accaduto, oltre alla preparazione nell'uso del defibrillatore, è stata capace di mantenere i nervi saldi di fronte ad una situazione di emergenza. Principalmente sangue freddo, perché la preparazione è fondamentale, ma non è detto che in quel momento il sangue sia freddo. La nostra dottoressa è stata molto brava. E adesso il pensiero di tutti è rivolto al reparto di terapia intensiva, dove la cinquantenne è ancora ricoverata, le sue condizioni restano gravi. Il pensiero va alla commerciante, a cui auguriamo ogni bene, speriamo nel buon Dio che anche lui faccia la sua parte, visto che quello che potevamo fare grazie alla farmacista e alla farmacia è stato fatto.